Amici sportivi, un buon pomeriggio dallo stadio Plebiscito di Padova. L'ottava giornata del campionato offre un bel match con il San Paolo Padova e l'Unione Venezia, che da domenica scorsa è solitaria al primo posto nel girone C della Serie D. Ed ecco l'inizio del match, il battuta da parte degli uomini della formazione ospite, il lancio di Falcer in avanti, calcio di punizione che sarà battuto all'interno della metà campo dell'Unione Venezia, sventagliata in avanti verso Tessaro, ha cercato la sponda, l'anticipo di Vianello su Masiero, poi sulla destra c'è lo sganciamento di Pastrello, attenzione, Tessaro ha cercato la girata, Lucchini resta per partire il traversone di destro, il colpo di testa e la palla in rete, è stato Volpato sul primo palo a trovare il gol e si sapeva che ci sarebbero stati grossi problemi su Volpato e Volpato. Poi c'è Cardin per Mazzeo, la sponda verso Zubin, il passaggio per Lelli. Lelli allarga il gioco sulla sinistra, pallone rincorso da Malagò, lo raggiunge il numero 11, fronteggiato da Artuso, parte il cross, sta per calciare, siamo giunti al 16° minuto di gioco, Mazzeo, parte il sinistro, la deviazione, si stava per infilare sulla linea di porta nell'occasione del gol realizzato di testa da Volpato, mette a terra un buon pallone e ecco Zubin entra in area di rigore, il tiro e la parata da parte di Rossiglioni, occasione ghiotta fallita da Zubin al 20° minuto di gioco, ancora rimane in avanti l'Unione Venezia e il gol, il pareggio da parte di Zubin sul traversone della destra di Lelli al 20° minuto di gioco. Il pallone colpito, distinto di sterno sinistro da Zubin e esplode la gioia dei tanti tifosi arancio-nero-verdi giunti qui al Plebiscito. La prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 1-1. Pastrello che alimenta ancora l'azione d'attacco, parte il cross nuovamente di Zanona, attenzione pallone a campanile in piena area di rigore lagunare, Vianello di testa, poi il pallone messo nuovamente in mezzo e la sfera non raggiunta da Volpato. Artuso prova il passaggio per Lucchini, il numero 10 cerca di togliersi la marcatura di Vianello, su di lui c'è anche Malagò, prova ad andare via, attenzione perché c'è il pallone buono messo in area di rigore su questa ripartenza da parte del San Paolo Padova. Ecco, attenzione, Volpato, Nicoletto su di lui, Volpato gli ruba il pallone e c'è il rigore. E c'è il rigore, calcio di rigore provocato da Nicoletto su Volpato. È davvero incredibile, giunti al 13° minuto della ripresa, dagli 11 metri c'è Andrea Lucchini, vediamo se è bravo Menegatti, come qualche domenica fa, parte Lucchini, il tiro e la rete da parte di Lucchini al 13° minuto del secondo tempo. Su calcio di rigore si riporta in vantaggio la formazione di casa, quindi deve ritornare a recuperare il match l'Unione Venezia. Vediamo con l'auto per Mazzeo in mezzo per Zubin, il tentativo e cade a terra Zubin, le proteste, l'arbitro da 2 passi fa segno che si può proseguire. Ma è stato evidente insomma che il difensore non ha consentito all'attaccante di ritornare sul pallone, tutta rintanata sulla propria tre quarti la formazione di casa, sta cercando di portare il risultato in parità ovviamente l'Unione Venezia che è in svantaggio, siamo nel 20° minuto della ripresa, attenzione alle ripartenze del San Paolo come in questo caso. Il pallone verso Lucchini, vertice destro del rigore, parte il traversone e il gol quasi trovato da parte di Volpato. Con l'auto cerca di andare sul fondo,
parte il cross, buono sul secondo palo, il pallone che al limite dell'area di rigore viene calciato da Cardin! 2-1 il risultato finale e Unione Venezia che rimane a quota 18. Allora, mister Cunico, situazioni in area di rigore discutibili. Sì, discutibili perché obiettivamente per noi c'era un calcio di rigore netto, non è stato dato, e loro una punizione a nostro favore è stata invertita con calcio di rigore, quindi penso che oggi ci sia anche una doppia beffa, tra virgolette. Sappiamo che nel calcio appunto si vive di episodi, però per quello che si è visto in campo probabilmente la squadra di casa non ha rubato nulla. Obiettivamente non sono proprio d'accordo, perché comunque a parte i primi 10 minuti noi dopo nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto la palla per circa 25-30 minuti, non li abbiamo mai fatti uscire. Poi nel secondo tempo avevamo cominciato a macinare il gioco ancora, poi c'è stato questo episodio, ripeto, a sfavore che ci ha penalizzato un attimino. Poi mettiamoci le condizioni del terreno che erano abbastanza pesanti, un po' di nervosismo, e poi il rigore non dato sicuramente poi ha agevolato la squadra in casa, però dal mio punto di vista sulla qualità del gioco penso che oggi abbiamo cercato di giocare, di avere pazienza, di tenere palla, abbiamo fatto girare molto di più di tante altre volte, quindi ripeto, al di là del risultato e dell'episodio sono soddisfatto. Rispetto alla sconfitta di Jesolo, come la paragona questa? È tutta un'altra partita. A Jesolo eravamo tra virgolette andati sotto subito e poi siamo stati in bambola per 60 minuti. Oggi abbiamo recuperato subito, siamo andati sotto, abbiamo recuperato, ripeto, abbiamo fatto la partita noi per il resto tutte quante degli 80 minuti. Purtroppo l'episodio ci ha condannati e quindi andiamo a casa con 0 punti e voltiamo pagina e pensiamo già a quella di domenica prossima. È dura dopo una sconfitta? Sì, abbiamo perso un'altra partita. Rimaniamo in testa lo stesso, peccato perché dopo il primo tempo eravamo fiduciosi, perché oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo dopo essere andati in svantaggio, e il secondo tempo sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo creato meno delle altre domeniche, però abbiamo incontrato anche una squadra che comunque si è coperta bene, ha sfruttato le 2 occasioni che ha avuto, perché il nostro portiere non ha fatto una parata come loro, diciamo, e quindi queste partite sono episodi alla fine, bisogna puntare sugli episodi e oggi noi non sono stati a favore gli episodi. Allora, mister Fonti, lei è davvero la bestia nera del Venezia? Ma io no, diciamo che la squadra tra il Bignasio e il San Paolo ha fatto 2 vittorie importanti contro uno squadrone attraverso il sacrificio e l'applicazione, quello che è stato fatto anche l'anno scorso, perciò insomma bestia nera non vorrei recitarmi in questo ruolo, però voglio dire che è stata una partita che è venuta fuori attraverso un risultato di sacrificio, di applicazione, di senso tattico, e dopo viene fuori anche una vittoria che magari se veniva anche in pari non ci sarebbe stato nulla da dire, insomma, però abbiamo vinto, godiamoci questi 3 punti. Com'è segnare all'Unione Venezia? Ma segnare per la mia squadra, contro l'Unione Venezia. È stato bello far gol, non è che, come ho sempre ripetuto, io a Venezia l'anno scorso stavo bene, forse era anche uno dei pochi che avrebbe accettato quello che loro accettavano. Ovviamente sono contento per la mia squadra perché sono tutti ottimi ragazzi, è una società che comunque viaggia, cioè noi cerchiamo la salvezza innanzitutto e dopo niente, giocare comunque contro l'Unione Venezia ti dà comunque una carica in più. Per me tra virgolette è stata una partita come le altre, ma non perché snob Venezia, anzi sapevamo che era la squadra da battere, anche con lo Jesolo sapevamo che era la squadra da battere, abbiamo fatto bene e oggi è una partita importante anche per me. Al di là dei gol, no gol, rigore, non rigore, io devo giocare comunque per chi mi ha dato fiducia, non per chi non mi ha dato fiducia ad agosto, basta.